Giovanni La Terza, presidente del gruppo Frates Piancastagnaio, uno dei gruppi più longevi tra i gruppi storici della Toscana, ma anche a livello nazionale. Oggi 60 anni, una grande festa. Sì, oggi vogliamo ricordare questa ricorrenza con l'invito del presidente nazionale che è venuto a farci visita dopo il 50esimo, che c'era l'altro presidente nazionale Luigi Gardini, e nel contesto abbiamo deciso come gruppo di fare un qualcosa di diverso e che rimanga un segno di questo Esattamente. gruppo. E abbiamo deciso di fare un monumento ai donatori per ricordare il passato, presente, futuro. Esatto, che verrà oggi inaugurato. Sì, oggi verrà inaugurato dopo la Santa Messa, ci sarà la sfilata dei laberi lungo la via Paesana centrale e inaugureremo questo monumento. Senta Presidente, parlavamo con il Presidente Ballestracci, Presidente nazionale, c'è sempre questo forte appello, richiamo alle donazioni, anche se ha voluto ribadire che la provincia senese, Piancastagnaio e anche quella aretina sono gruppi sempre molto presenti. Sì, noi siamo uno dei gruppi più attivi della provincia di Siena, nonostante la nostra popolazione, i nostri ragazzi hanno dei lavori che a volte non è semplice avere la giornata, però nonostante tutto noi riusciamo a donare e a crescere di poco, però tutti gli anni siamo in crescita. L'unica cosa che io mi rammarico e ho un po' una lamentela verso i donatori pianesi, che per donare sono eccezionali, però partecipano poco alla vita di gruppo e all'associazione. Questo mi rammarica un po', vorrei fossero un po' più partecipi. Certo. Con questo però poi magari anche queste iniziative, sì, il monumento che rimarrà alla vista di tutti, tra l'altro un monumento che invogli di più a donare. Invoglia più altre persone a entrare nel gruppo donatori e per di più, però io sono contenti perché ogni volta che chiami sono sempre disponibili. Noi la disponibilità, il donatore può donare un uomo fino a 4 volte l'anno, se dona solo sangue intero. Se fa altre donazioni tipo plasmafesi, perché può farne di più. Anche di più. Ecco. Una donna ne può fare solo 2 per altri problemi, però noi non chiediamo mai il massimo, noi chiediamo sempre la disponibilità del donatore. È facoltativo, c'è chi dona 2 volte, chi 3, chi 4, ognuno di loro ci dà la disponibilità come il meglio crede. Ecco, quindi per specificare, perché così c'è una libertà anche da parte, da noi c'è la massima libertà, c'è anche chi dona una volta sola, va benissimo uguale, l'importante è donare.